e dallo schiaffo si va sempre più in alto. Non è che uno schiaffo sia unico, è l'inizio e quindi meglio dirlo subito, meglio avvertire il 1522 che ti dà suggerimenti, che ti mette accanto uno psicologo. Io ho avuto questo bisogno e il centro di antiviolenza di Mestre mi ha dato una mano. È una testimonianza diretta di vita vissuta, quella arrivata al termine della staffetta lungo il terraglio contro la violenza sulle donne. Giuliana Tocchet è assessore a Mogliano Veneto, uno dei 6 comuni organizzatori con Preganziol, Zero Branco, Marcon, Casiere e Casale. Con discrezione e coraggio dice che anche lei ha subito violenza e che non bisogna aver paura. Non voglio parlarne alla televisione, comunque io invito ad avvicinarsi alle strutture preposte. Attenzione particolare, afferma Tocchet, serve per i più piccoli, spesso testimoni di scene che possono segnare una vita. Purtroppo la violenza assistita è uno dei mali e per i bambini rimane psicologicamente per tutta la vita. Quindi anche con i bambini più piccoli ho insegnato questo gesto. Mano aperta, si chiude il pollice, si chiude la mano. Chi conosce questo gesto capisce che hai bisogno di aiuto e quindi ti viene in soccorso. E alle conseguenze della violenza psicologica, spesso anticamera dell'inferno, è dedicata l'opera dell'artista Margherita Turazza, svelata alle Corti Benedettine nel cuore di Mogliano, dove la staffetta si è conclusa dopo una mattinata in marcia. Donne, uomini, bambini, insomma tutti coloro che credono nella causa e credono nella sensibilizzazione contro la violenza. Presente anche la Commissione Provinciale Pari Opportunità, che in questi giorni ha diffuso un video con diversi testimonial del territorio. Chiaro il messaggio. Denuncia attraverso anche la possibilità di chiedere aiuto attraverso il 1522, che è la rete nazionale. A Casale si lavora invece per una grande mostra fotografica nel 2023 dedicata alle donne. Tutti i dettagli del concorso sul sito www.conscio.it. Giusto per dare appunto un'importanza sulla donna, su quello che fa, sia dal punto di vista giornaliero ma anche all'interno di una famiglia, di un ambito lavorativo. Volti e storie passati e presenti per guardare un futuro dove ciascuno fa la sua parte. Penso che dipenda da noi, dalle nostre azioni, dalle nostre scelte e dalla nostra forza di opporci al senso comune, a come vanno le cose, lasciamole che vadano, chiudiamo gli occhi, questo non deve succedere.